C'è bisogno, guarda. 1, 2, 3. Andrea! Figlia che andiamo in mezzo al campo. Brava, uno proprio. Quindi che mi devi portare un attimo? 2,30. 2,30 devi stare. Che cazzo vuoi? Ma ordini, fai il bello? Non ci fa niente. Non ci voleva il fondo, no? Tu guadagni io ci do per te. Che ti dice la cabeza? Pensa a me che era quello. Porco Dio. Buonasera e benvenuti al Ciriaci, questa è la 20ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8, quella in cui la Pisana Calcio a 8, dopo aver perso 9-0 col Testaccio, non può permettersi di sbagliare prima della sfida con il Cotton Club ospiti in maglia grigia, l'Atletico Fiumicino, bello a metà contro Gem Fitness Calcio a 8, rimontati i ragazzi di Mastro Pietro da 3-0 a 3-5, ai grigi manca ancora l'acuto contro una grande, quelli in maglia nera cercano di rialzare prontamente la testa. Due squadre che comunque si presentano con varie defezioni anche a questo appuntamento della 20ª giornata. Le defezioni, le assenze erano state le protagoniste negativo per quanto riguarda la gara giocata dalla Pisana in caso di un Testaccio che aveva anch'esso tanti giocatori fuori, ma una partita non affrontata bene con lo spirito sbagliato, sin dai primi minuti ha portato la sconfitta più pesante nella storia della Pisana in Serie A. La scorsa settimana alla Stella Azzurra, qui viene ora il Ciriaci. Una formazione invece di casa di solito allo Sport City, a giocare in trasferta. Iniziamo da loro, l'Atletico Fiumicino di mister Ancelloni che schiera come al solito in porta Alfredo Egizi. Poi il numero 16 è Alongi Bianchini. Il numero 9 è lui a dare il calcio d'inizio, Dauria. Il numero 6, la Pisana l'ha già riconquistata, senza numero Capitan Flore con l'11. Il capocannoniere del campionato, Marco Maramao, con il numero 13. C'è Riccardo Mosciatti, Stefano Mosciatti, altro giocatore fondamentale per l'Atletico in queste prime 20 giornate di Lega, o comunque le 19 che hanno preceduto questa. Il numero 4 è per il numero 5 Viscomi. Occhio alla Pisana che sbatte però a centrocampo contro il buon filtro dell'Atletico Fiumicino. Cambio di gioco di Riccardo Mosciatti, poi la palla è giocata al volo da suo fratello verso Bianchini, nessun problema. Per il numero 3 Pace che retrocede da De Bernardo. Iniziamo quindi dal guanto d'oro della scorsa Serie A. L'enunciazione dei convocati per mister Davide Di Pasquale, torna anch'egli al timone della sua Pisana dopo qualche giornata di forzata assenza per un infortunio. Il numero 8 è Ammassari, il numero 5 è Carnevali, Cesaro ha il 7, sale proprio ora Carnevali andando da Cesaro, l'11 è Laurato, 3 Pace come avevamo detto prima, c'è Scerrati ma nelle vesti praticamente di allenatore in seconda in panchina, è in Borghese, Scerrati non parteciperà all'incontro. Il numero 9 è Danilo Scibilia. Carnevali, proprio Scibilia però a sbagliare, allora Atletico Fiumicino che può andare a destra, quello turbante che contraddistingue il modo, il vestiario di Mosciatti per giungere al campo, sbagliata la palla in orizzontale, quindi Carnevali si è adattato a fare il portiere nell'ultima col Testaccio, qui tiro da fuori De Bernardo, deve subito alzarla sopra la traversa. Carnevali, dicevamo, si era adattato perché mancava De Bernardo e Marco Filonardi, coraggiosamente presentatosi al campo nonostante lo stiramento che l'aveva fermato già nel weekend, ha dovuto poi dare forfait nel corso della gara sul 3-0. Calcio d'angolo teso dell'Atletico Fiumicino sul primo palo, ha tantissimi attaccanti la Pisana in campo, molti giocatori che devono adattarsi a giocare fuori ruolo. Wow! Vicinissimi a gettare via tutta l'attrezzatura sul rinvio, senza tanti complimenti della difesa dell'Atletico Fiumicino, che ora va con Bianchini, vedo lo spazio per il destro e lo prova, va sulla schiena però di Pace.
Ancora Fiumicino che ha iniziato in maniera molto propositiva qui al Ciriaci, terreno di caccia invece della Pisana che fino a qualche settimana fa era capolista della Serie A della Lega Calcio 8 e che soprattutto in casa, soprattutto nei primi minuti, era solita aggredire le gare e portarle quasi sempre a casa. Occhio ancora al possesso coraggioso di quelli di Ancelloni che chiedono comunque una svolta a questa gara in zona playoff. A destra il pallone, c'è la chance per un cross che arriva teso, De Bernardo a vuoto, la porta è vuota, attenzione al destro ed è la rete di Bianchini, è il vantaggio dell'Atletico Fiumicino giunto al 4° minuto. Ha tentato l'intervento De Bernardo, l'ha toccata con la punta delle dita, attendeva sul secondo palo come un rapace d'area di rigore. Proprio lui, Bianchini Lorenzo, che sta giocando al posto del capocannoniere Marco Maramao, almeno in questo avvio, relegato in panchina da mister Ancelloni, che vorrà sicuramente sfruttare la velocità di esecuzione di Maramao mano a mano che i giocatori avversari andranno stancandosi. La reazione della Pisana da Scibilia, che è stato servito da Carnevali, solo fallo laterale. Deve scuotersi dopo la gara persa contro il Testaccio, dopo un paio di risultati di giri a vuoto, considerando anche quello contro il Peperino qui al Ciriaci. La Pisana che lo fa bene con Ruggero Ammassari, è suo il gol del pareggio, azione solita della Pisana, tiro da una media distanza di Ammassari, è 1-1. Sul campo dietro di noi si sta nel frattempo giocando San Giovannella Atletico Pisana, partita decisiva per quanto riguarda l'economia del girone di Serie A2 della Lega Calcio 8, sempre riguardante il circolo di Via Aurelia Antica 527. Ci siamo fermati per quanto riguarda quella gara al parziale di 1-1 prima dell'inizio di questa che stiamo seguendo. Riccardo Mosciatti va ancora da Bianchini, sapiente nel suo lavoro di protezione della sfera, poi fuori il sinistro e sul primo palo è beffato De Bernardo che non è assolutamente entrato in gara. Il gol è di Peri, 2-1 Fiumicino. Un doppio errore di De Bernardo, doppio errore no, diciamo che sulla prima palla era andato in uscita, era riuscito comunque a toccarla, qui l'ha battezzata fuori su un tiro strano che gli è rimbalzato davanti all'altezza del primo palo e si è infilato. La Pisana è di nuovo sotto. Sono nemmeno 8 i minuti sul cronometro del direttore di gara, già 3 reti qui al Ciriaci. Peri, che ha trovato la marcatura poc'anzi spingendosi in avanti. Va sulla sovrapposizione di Riccardo Mosciatti che intercetta suo fratello Stefano al centro. È buona la prima finta, lo scarico per la sovrapposizione a destra, potrebbe partire un cross, arriva teso dentro De Bernardo, la lascia lì ma riesce poi in 2 tempi a carpire il pallone. C'era stato anche un intervento falloso, qui corre via Scibilia. Laurato, accorre Pace, quindi Carnevali. Prova con l'avvolgente possesso di palla alla Pisana, mancano tanti elementi, ma questi che sono in campo sono di spiccatissima propensione offensiva e tanti devono adattarsi a ruoli difensivi anche oggi. Per Davide Di Pasquale tante assenze, Peri ancora lui, stavolta è pronto De Bernardo, poi sulla ribattuta perde il tempo Bianchini che lo ritrova, ma c'è una deviazione vicinissimo al 3-1 l'Atletico. Aveva respinto tutto sommato bene stavolta Giuseppe De Bernardo. Come va? Ha respinto quel pallone allungandolo lateralmente sulla propria destra su un tiro fotocopia rispetto a quello che ha portato sul 2-1 ad opera di Peri. I ragazzi in trasferta allenati da mister Ancelloni e se la palleggia a bordo campo sicuramente sarà soddisfatto di quel che ci hanno fatto vedere per ora i suoi, che vengono sì da una sconfitta, ma in una partita davvero ben giocata contro Gen Fitness Calcio a 8, una squadra difficile da affrontare con un portiere in grandissima forma come Federico Moser. Ha opposto il Fiumicino, il suo portiere Egizi, che ha parato di tutto anche in quella gara, ha dovuto però capitolare poi alla maggior classe dei ragazzi capitanati da Max Tonetto. Fallo nel frattempo a centrocampo, l'ha subito Ammassari. Ammassari che si tocca la caviglia. È stato l'intervento di Peri, il marcatore del 2-1, mentre vediamo salire il tenore atletico della sfida alle nostre spalle quando il numero 6 della Pisana offre a Scibilia, era buona l'idea, manca il movimento a Cesaro
gesto di stizza per il numero 7 della Pisana, che era in campo nell'ultima disfida contro il Testaccio, ma non ha potuto dire la sua, anche perché la squadra era totalmente slegata. Qui l'Atletico attacca ancora al lato corto dell'area di rigore, c'è un assist che attraversa tutta l'area per terminare poi dall'altra parte, alimenta il tema offensivo, l'esterno destro che crossa però su Carnevali, c'è la chance di partire per la Pisana, lo fa bene Carnevali andando in verticale da Scibilia, secca la sterzata di Scibilia, c'è stato l'aggancio da parte di Peri, l'arbitro non lo vede, Gizzi messo un po' in difficoltà da un compagno, torna da Carnevali, ha fatto salire il baricentro la squadra padrona di casa, Laurato. Eccolo Matteo Laurato, solite finte, cambi di direzione repentini, ma poi il passaggio è troppo docile con l'esterno, non fa nulla di meglio in quel caso Fognani, 2 volte praticamente la riconsegna alla Pisana. Qui il numero 6 va da Pace, lunghissimo cambio di fronte di Pace, colpo di testa buono di Fognani, a centrocampo ad allungare verso Mosciatti. Pisana che prova progressivamente a prendere campo, ad aumentare il minutaggio del suo possesso di palla. Carnevali, Laurato, rientra sul sinistro, altra finta, al limite li mette tutti a sedere, poi la mette alta sulla traversa, grande azione comunque di Matteo Laurato. E c'è stata una deviazione, non l'ha messa lui alta sopra la traversa, ma sarà calcio d'angolo. Matteo Laurato, solo 2 uomini della Pisana in area di rigore, la soluzione è sul primo palo dove ha tentato il tacco a Massari, ne esce in qualche modo il Fiumicino, appoggiandosi a Bianchini, molto bravo Bianchini che se ne va allungando, se la si presenta in area e si prende il calcio d'angolo a dispetto della mole Bianchini, davvero molto veloce. A dispetto della mole, dell'altezza e anche della frequenza di passi, certamente non altissima, ma evidentemente sono molto lunghe le falcate di questo numero 9. Comprendiamo ora la panchina per Maramao. Calcio d'angolo rasoterra, non c'è nessuno ad intervenire, Bianchini era fuori posizione, maglie larghe della Pisana dietro che comunque questa volta ha controllato. Carnevali prova l'allungo Laurato per arrivare sul pallone, nulla da fare, allora è Gizzi. Siamo giunti nel frattempo esattamente a metà nel corso del primo tempo. È 2-1 per l'Atletico Fiumicino in trasferta qui al Ciriaci contro la Pisana. Nella 20ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8, questo è naturalmente un risultato, qualora maturasse fino a divenire il finale della gara, per ora è parziale, che gioverebbe non poco alle ambizioni di secondo posto di una Golbet Calcio a 8 che nello scorso turno battendo 4-0 gli Emmers, proprio la Pisana è andata a superare, gioverebbe non poco al Cotton Club, impegnato nella difficile sfida dell'Il 23 contro Gem Fitness questo mercoledì alle 22:30, Mosciatti, calcia largo. Giuseppe De Bernardo, 0 errori per lui quest'anno, forse il primo in quell'errata valutazione su tiro di Peri, era mancato nell'ultima gara contro il Testaccio, ha giocato appunto Marco Filonardi al suo posto. Carnevali, Pace, indietro dall'ultimo uomo della Pisana, si è abbassato Scibilia, sbaglia ancora Scibilia, Bianchini, errato anche il suo servizio, ma Mosciatti si impegna, la fa sua e va da Fognani. Retrocedendo dietro e poi cambiando fronte da questa parte dove Peri ha gioco facile nell'andare di prima. Sempre da Riccardo Mosciatti, attende il rientro del compagno, eccolo servito. Parte un cross, però un campanile dove De Bernardo deve solo chiamarla e farla sua, poi da fuori. Molto deciso il tiro. Danno il 5 a Carnevali, se l'ha fatto anticipare, forse gioco pericoloso però in quel caso qui. E a Massari l'ultimo a toccare, fallo laterale che sarà per l'Atletico Fiumicino, che forse non sperava di trovare una Pisana Calcio a 8 comunque in un numero ridotto di convocati in questa sfida. Strano quello che sta accadendo, quella che per lunghi tratti del campionato è stata se non la prima forza, quella che in maniera più accreditata si affiancava ad una Golbet Calcio a 8 in fuga, poi il ritorno del Cotton Club che tra l'altro è il prossimo avversario di una Pisana che all'andata ci pareggiò 4-4, qui time out chiesto dalla Pisana, piccola pausa all'altezza del quarto d'ora, scusate. Pronti alla ripresa del gioco nella 20ª giornata di Serie A, un
Una rimessa dal fondo per la Pisana che ha chiesto il time out sotto per 2-1 in casa qui al Ciriaci. Dicevamo nella 20ª contro un buon Atletico Fiumicino che ha sfiorato anche il gol del 3-1, che ha trovato il nuovo vantaggio subito dopo il pari di Ammassari, che qui va di tacco, la controlla Peri, l'autore del gol del 2-1. Poi Egizi rischia tantissimo sulla pressione molto alta di Scibilia, solo rimessa dal fondo. In un certo senso una parvenza di reazione la squadra di Di Pasquale l'ha data oggi. C'era da reagire, appunto, scusate se ci ripetiamo con questo termine, alla 9-0, passivo più pesante nella storia della squadra neopromossa proprio dal girone del Ciriaci ormai 2 anni or sono. Una partita che il Testaccio, ve lo diciamo da addetti ai lavori, pensava di perdere poiché mancavano tantissimi elementi in quel caso. Alla Pisana ne mancavano altrettanti, ma lo spirito di quelli accorsi al campo era davvero poco battagliero e combattivo, ben diverso da quello a cui ci hanno abituato nel corso di tutto il girone d'andata, giocatori che avevano davvero aggredito bene questo campionato. Occhio ad Ammassari, altra conclusione a centimetri dal pari e dalla doppietta personale. Ammassari, Alfredo Egizi alla rimessa dal fondo, è uno dei migliori portieri della Serie A della Lega Calcio a 8. Alfredo Egizi a tutti gli effetti delle posizioni di testa, uno dei meno reclamizzati e probabilmente il portiere più bravo di quelli che appartengono alla seconda metà della classifica, se lì vogliamo porre i ragazzi di Mastro Pietro, che sono comunque ottavi, sono fuori dal novero dei play-out, finisse ora la stagione. Stefano Mosciatti calcia col sinistro, Stefano Mosciatti, la palla è rimpallata, torna ancora al top player dell'Atletico Fiumicino al throw cross, è molto attento per fortuna della Pisana Carnevali e poi rilancia splendidamente verso Cesaro, incombe però ed è bravissimo lì in zona il numero 16 Alongi. Gran partita di posizione di Alongi, ora il Fiumicino a destra, ma come al solito Carnevali che poi nasconde la palla agli avversari e fa respirare la manovra dei neri qui a destra. Scibilia, altro cambio di gioco, stavolta errato, quindi fallo laterale Fiumicino. Rimessa laterale effettuata, Mosciatti. Indietro la palla è giocata di nuovo verso Bianchini. Scibilia contro la schiena di Alongi e poi chiamano un fallo quelli del Fiumicino, altro tiro a giro, alto sulla traversa. Nella 21ª giornata Atletico Fiumicino che giocherà contro la Roma Calcio a 8, verrà ospitata di Alvaro del Portillo al Circolo Sport City. Pisana che qui si ritroverà probabilmente per la partita più importante dell'anno. Attenzione, a sinistra il gran tiro e De Bernardo risponde bene. Scibilia se ne va secco, Scibilia su un avversario, il suo tiro sorprende Egizi ad incrociare Scibilia, il pari della Pisana Calcio a 8, 2-2 improvviso e gli danno giustamente il 5 perché ha fatto davvero un gran gol. Il lampo che serviva alla Pisana per rientrare in una gara dove l'Atletico Fiumicino stava anche ben gestendo soprattutto i possessi offensivi. Le indicazioni da fuori di Miozzi alla panchina, scaramanticamente come al solito la partita seguita da fuori dal dirigente della Pisana. Più calmo in panchina Ancelloni, anche se si è andato ora a scaldare Maramao. Carnevali da Laurato, ancora Carnevali, rientra sul mancino, altra finta di Carnevali. Poi un assist, rasoterra, al rilancio deve porre rimedio a Massari, in acrobazia, in estirata, è riuscito ad andare a prendere il pallone, poi l'ha giocato indietro, un po' male in orizzontale su Scibilia, che si lamenta infatti. Pace, sventagliata dall'altra parte, ancora facile l'anticipo per un giocatore con gran tempismo come Fognani. Lì vicino Mosciatti non lo serve per andare da suo fratello Riccardo, sfuma l'azione del Fiumicino. Partita dove la palla praticamente non è mai uscita, ha avuto pochissime pause nel corso di tutto il primo tempo. Vediamo quale delle due squadre saprà reggere meglio fisicamente all'urto della fatica che prima o poi sopraggiungerà. Peri
con l'esterno Peri. Va da Bianchini, rasoterra, Peri sfiora il palo, sarebbe stato il nuovo vantaggio ospite. Carnevali, messo in movimento da De Bernardo, che dopo un paio di giri a vuoto ad inizio gara è andato piano piano attestandosi sui suoi soliti livelli. Qui imbeccata dentro da parte del numero 11 Laurato, si deve impegnare Gizzi, c'era stata la deviazione di un compagno e ha evitato il calcio d'angolo. Riccardo Mosciatti, sale Riccardo Mosciatti, a sinistra si appoggia dal solito Bianchini, che pensa al tiro e lo fa partire, ma tra le braccia di De Bernardo, che poi rinvia benissimo. Lo stop di Laurato è splendido, in aria esce Gizzi, gli chiude tutto lo specchio. Azione che prosegue, quella di Laurato, le finte solite sul sinistro, tiro deviato, calcio d'angolo, e Pisana che quando riesce con precisione a trovare uomini molto lontani direttamente dal rinvio di De Bernardo, l'azione che abbiamo raccontato poc'anzi, rimane una delle squadre comunque più pericolose del campionato, indipendentemente da quali giocatori manchino. Massari al tiro, è deviato, chiama la palla a Bianchini, non c'è nessuno che lo marca dall'altra parte, è solo Bianchini, la stoppa, rientra Carnevali, Bianchini, De Bernardo, che parata straordinaria, poi Mosciatti, l'azione prosegue dell'Atletico Fiumicino al limite dell'area, Mosciatti la cede indietro, si perde un po', Bianchini va poi dal compagno, altra imbeccata dentro e fuori. Qui De Bernardo ha salvato la Pisana, che gran parata distinto col piede opposto, era andato giù De Bernardo sulla sinistra, l'ha colpita deviandola con la punta del piede destro sul tiro di Bianchini, che ha potuto prendere la mira. Carnevali non fa il difensore, quindi lo è andato anche a marcare retrocedendo alla disperata, in modo da lasciargli comunque spazio per il tiro, ed è una Pisana che su un calcio d'angolo è andata fatalmente a scoprirsi, lasciando 0 uomini nella propria metà campo. Carnevali, sempre lui sbaglia, allora bene al limite l'Atletico. Corre Peri, vede la solita lunga sovrapposizione in verticale di Bianchini, fuori Mosciatti, arma il sinistro, poi ci ripensa, l'appoggia fuori, ci sarebbe spazio, l'1-2, azione splendida del Fiumicino che entra fin dentro l'area di rigore con un paio di triangoli. È già contropiede della Pisana, dall'altra parte, primo tempo senza respiro, il tiro col sinistro da parte del numero 6, è davvero una partita molto bella. Avanzata di Pantaleone Viscomi prima, mediano dell'Atletico Fiumicino, davvero imperioso nell'anticipo e regale nel portare il pallone in avanti, così come Mosciatti. Il suo sinistro è deviato. Altra conclusione, De Bernardo sul fondo spinge sull'acceleratore l'Atletico Fiumicino ora. Mosciatti, lunghissimo dall'altra parte per Peri, che stoppa, pensa al tiro e lo fa partire. Peri, doppietta, il secondo è bellissimo da schema per l'Atletico Fiumicino, arriva il gol del 2-3. Bianchini dice che il paddle stia facendo bene a Peri, e certo che una doppietta in Serie A per ora Peri non l'aveva ancora segnata. La prima arriva in casa della terza forza del campionato, la Pisana, che per la terza volta appunto si trova a rincorrere in questa gara. Per 2 volte è riuscita a pareggiare, prima con Massari e poi con Scibilia. Manca poco al termine del primo tempo e attaccano quelli di Di Pasquale. Ci sarebbe l'appoggio per Scibilia, è però ben letto. Allora Carnevali, il colpo di testa dentro, non ha tentato l'acrobazia in questo caso da lì, e crediamo non riusciamo a capire il nome del giocatore da quel lato per la Pisana. Carnevali attacca ora a testa bassa, manca poco la formazione di casa. Pace torna da Carnevali, avrebbe sulla sua destra Scibilia, va invece dentro, il gran movimento di Cesaro, attende lì ed è bravo a metterla fuori, ancora una volta Alongi. Cesaro batte fuori, non marcano Scibilia che ci ha preso gusto, e Gizzi, anche con la collaborazione di un compagno.
Lo stesso Egizi alla rimessa sulla destra, grande anticipo di Ammassari, poi Carnevali, il rimpallo che non premia la Pisana, anzi sì, Carnevali batte velocemente per affrettare i tempi, la palla è persa dal Fiumicino, attenzione in area, è la base del palo a dire di no alla Pisana. C'è stata una deviazione, calcio d'angolo per la Pisana. Battuto Arquato verso il secondo palo, sfera liberata, poi Bianchini con la spalla vince un rimpallo, è un 3 contro 1, Bianchini fa correre proprio Viscomi, Viscomi l'appoggia dentro, serve il recupero miracoloso di Scibilia. Ed è il secondo calcio d'angolo consecutivo sul quale la Pisana si fa trovare pericolosamente sbilanciata, tutta in avanti. Mosciatti. C'è ancora Peri lì vicino. Peri che ha già segnato una doppietta, torna da Mosciatti. È suo il cross che stava per diventare un'altra rete sul secondo palo. Non ci ha messo il piede Bianchini. Occasione d'oro per il 4-2 del Fiumicino. Sveglia quello dopo. Ancora a fare la panca. Ammassari. Scibilia. Avrebbe Carnevali vicino a sé, sceglie invece la strada verticale da Cesaro. Deviazione, sarà calcio d'angolo. Una delle ultime azioni del primo tempo è giocata dalla Pisana, tirata fuori per proseguire il suo possesso. Pallonata tremenda in faccia a Peri. Ci sarà sicuramente da recuperare. Peri giace fuori dal campo, si sta riprendendo, si può riprendere, fallo laterale, controllo di Laurato ma la palla è persa, allora corre il solito Lorenzo Bianchini, primo tempo di rara sostanza è il suo, Riccardo Mosciatti dall'altra parte. Attende la fine del primo tempo l'Atletico Fiumicino. Tengono il possesso quelli di Ancelloni. Poi improvvisamente verticalizzano. Mosciatti la perde malamente. Occhio alla Pisana. In area. Gran parata di Egizi. E poi salvataggio straordinario di Alongi. L'ultima occasione di uno splendido primo tempo che termina 2-3 per l'Atletico Fiumicino. 3-2 per l'Atletico Fiumicino al termine del primo tempo nella 20ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Vi parliamo dalle Ciriaci, l'avversaria e padrona di casa ospitante, la Pisana Calcio 8, che dopo la sconfitta per 9-0 con il Testaccio cerca assolutamente 3 punti oggi, prima della sfida decisiva per le sorti del primo posto con il Cotton Club. Pisana che ora è staccata dal Cotton di 6 lunghezze, dovesse perdere lo scontro diretto. Scivolerebbe ancora più lontano, ma c'è prima questa gara con Cesaro. Prima occasione per la Pisana. C'è stata una deviazione a calcio d'angolo. Primo tempo ricchissimo d'occasioni da ambo le parti. Scibilia, tiro cross il suo. Viene messo fuori. Interviene bene il numero 6 della Pisana. La chiama De Bernardo da ultimo uomo. Rischiano quelli di Di Pasquale che riescono a tenerla bene sulla fascia destra. Poi un cross. E De Gizi l'attende proprio lì, all'altezza del suo primo palo. Se n'è andato un minuto nel corso del secondo tempo. È 3-2 per l'Atletico Fiumicino, che 3 volte è andato avanti e per 2 volte ha visto i padroni di casa impattare il punteggio. Bianchini se ne va col fisico. De Bernardo va giù bene, stavolta da un suo fallace intervento è nato il gol dello 0-1. Il rinvio non è ben letto da Carnevali, non c'è fallo secondo il direttore di gara, è regolare l'intervento di Scibilia sull'avversario Peri, che ne ha messe 2 nel primo tempo. Ancora Scibilia, vinto un rimpallo, riesce ad andare dentro da Cesaro, ancora fuori Scibilia, la piazza Egizi recuperando la posizione, una parata molto difficile la sua. Poi il pallone rimbalza 2 volte finché giunge da Bianchini, che ha una piovra oggi nel carpirlo. Mosciatti a giro! Super gol di Stefano Mosciatti, collo interno sinistro all'incrocio dei pali. 4-2 dell'Atletico Fiumicino col suo giocatore più rappresentativo.
Wow, un gol straordinario quello di Mosciatti. De Bernardo ha osservato entrare la sfera imparabilmente sotto l'incrocio dei pali alla sua destra. Non ha nemmeno abbozzato l'intervento. Splendido il lavoro come al solito di Lorenzo Bianchini. Qui Laurato lascia scorrere una sfera che è un brutto segnale per quanto riguarda il linguaggio del corpo. E poi Mosciatti, che qui però sbaglia. Peri si accontenta del fallo laterale. Era stato un po' in ombra nel primo tempo Mosciatti e comunque il suo lavoro oscuro aveva fatto sì che il numero 7, uno dei migliori marcatori del Fiumicino insieme a Maramao, si fosse fatto vedere poco in fase offensiva. Qui cerca una giocata di troppo. Allora Cesaro servito da Massari, serve un'altra gran parata di Egizi. Ha giochicchiato qui Mosciatti col tacco. La Pisana dimostra di essere rimasta comunque aggrappata alla gara. Calcio d'angolo battuto fuori. A Massari non può arrivare, si impegna tantissimo qui ancora una volta Lorenzo Bianchini a retrocedere in pressing. Poi da fuori c'è il numero 6, appoggio a Scibilia, altro destro caricato, potentissimo questo, ma comunque alto. Dicevamo di una gara che se persa proietterebbe in caso di vittoria del Cotton Club in casa di Gem Fitness, tutto da vedere naturalmente questo mercoledì, dopodomani alle 22:30 in quel di il 23, la Pisana addirittura -9 dal primo posto. Prima della sfida, attenzione al rimpallo perso, non c'è fallo, l'appoggio e a porta vuota fa 5-2 l'Atletico Fiumicino, ha segnato Bianchini, tutta la Pisana ferma per un intervento sulla tre quarti sul suo numero 6. Una squadra che aveva funzionato quando i suoi difensori avevano dato adeguata copertura ad un attacco fatto da tanti e vari frombolieri. Questa è la storia della stagione della Pisana Calcio a 8 che nelle ultime settimane sta gettando via un patrimonio di punti, gioco e anche nome che aveva costruito in questa massima serie. Davvero per delle sciocchezze, comunque sia in questo caso ci sentiamo di dire che la decisione dell'arbitro è quantomeno da rivedere la moviola, perché è andato giù il numero 6 della Pisana sul pressing, i compagni poi non hanno proseguito la rincorsa, c'era un 2-0 contro De Bernardo e siamo 2-5, a Massari chiama palla fuori, c'è invece un assist dentro e Gizzi con i pugni. Il Fiumicino col problema di dover spazzare l'area di rigore, vediamo se riesce a farlo. Qui Scibilia va a pressare un avversario che allarga un braccio, poi rinvia e c'è il solito Bianchini ad inventare. Mosciatti, la stoppa e Mancino lo conosce bene a Massari che va a prenderlo. Sarebbe stato il gol che verosimilmente avrebbe chiuso la gara. Sale inevitabilmente il baricentro della Pisana che ora attacca in maniera disperata. Carnevali. Quinto e mezzo nel corso del secondo tempo. Carnevali se l'allunga e poi va da Scibilia. Ancora Carnevali. Laurato in verticale, c'è una deviazione, Cesaro, ma ancora il coraggio di Egizi. Calcio d'angolo Pisana. Battuto su Carnevali che ha tempo per stoppare, anche di calciare. Scibilia da fuori alimenta il tema offensivo almeno fino al recupero del Fiumicino. Occhio a un'altra potenziale chance in contropiede. Qui sotto la nostra postazione la spinge Fognani, attende la sovrapposizione di un compagno che è servito, sempre Bianchini. A Massari in fallo laterale. Altra battuta verso Bianchini, la palla è fuori da Fognani. Fognani dal fondo sbatte contro un avversario. Serve un miracolo alla Pisana per rientrare in questa partita. Viscomi è andato da Mosciatti. L'1-2 che si chiude con Mosciatti! L'incrocio dei pali sarebbe stato il gol dell'anno. Incredibile davvero la coordinazione di Mosciatti. Scibilia risponde dall'altra parte, Egizi può bloccare e per fortuna della Pisana una gara che continua ad essere aperta perché comunque le occasioni i neri riescono a crearsele, ma già un paio di volte che gli ospiti vanno vicini al colpo del KO. Carnevali
Scibilia, uno dei più in palla stasera, prova a cantare e portare la croce, va da pace. Il numero 6 da Cesaro, ancora Carnevali. Carnevali al lato corto, Scibilia perde il rimpallo ed ogni pallone perso dalla Pisana, totalmente in proiezione offensiva, diventa chance per l'Atletico Fiumicino per sferzare in contropiede col solito Mosciatti. Stavolta è un assist da Bianchini, occhio Bianchini, raso terra il cross, era andato ad aggredire il primo palo. Peri in inserimento diagonale lungo, solo calcio d'angolo per quelli di Ancelloni. È battuto corto, non vuole perdere tempo l'Atletico Fiumicino, seppur in vantaggio di 3 reti. Mosciatti se ne va sul fondo e la mette dentro. Mosciatti, De Bernardo con i piedi, da applausi le giocate del 7. È ancora servito Mosciatti. Carnevali su di lui, prova a mandarlo fuori giri. Beh, bravo Mosciatti, ad andare fuori da Viscomi. Passaggio deviato del capitano dell'Atletico Fiumicino. Non ha ancora fatto il suo ingresso in campo Marco Maramao, molto probabilmente acciaccato, sostituito oggi degnissimamente da un grande Bianchini. Riccardo Mosciatti, galvanizzato anche forse dalla prestazione del fratello, prova il cross, che scorre sino all'esterno della rete. Il numero 6 della Pisana. Laurato, è costretto ai doppi passi già nel cerchio di centrocampo. C'è qualcosa che non va nei movimenti offensivi di giocatori che con meno frequenza rispetto al passato riescono a muoversi a ventaglio lì davanti, togliendo punti di riferimento a una difesa dell'Atletico che invece sembra aver diviso bene le marcature fino al fallo su Fognani. Viscomi appoggia corto a Fognani ed è poi pronto al rilancio. Non la prende a Massari, ci riesce invece Bianchini, che va dal solito Mosciatti. Gran proprietà per Mosciatti, anche nei cambi di gioco qui il compagno non stoppa bene, esce Egizi. Gran partita ancora una volta per Stefano Mosciatti. Vuole velocità nel possesso di palla Egizi, che comunque continua a guidare, manco avesse un joystick in mano ai suoi compagni di squadra. È da apprezzare la volontà della Pisana Calcio 8 di continuare a pressare con Carnevali, che diviene esempio per i suoi compagni, sta correndo a tutto campo a perdifiato. Non è certamente il più giovane in campo Tiziano Carnevali, uno da cui moltissimi potrebbero tranquillamente prendere esempio. Palla allargata, non può raggiungerla Stefano Mosciatti stavolta, mentre rischiamo di cadere dalla torretta. Laurato, Carnevali, ancora lui, sterzata, grande esterno per Scibilia, sbatte contro un avversario, chiede un fallo di mano che l'arbitro non vede, quindi Mosciatti. Cambio di passo, altra giravolta, padronanza completa e visuale, mappatura di tutto il campo per Mosciatti, poi Alongi va a sbagliare l'assist, ancora illuminante però il numero 7 di Mastro Pietro qui. Laurato, sale ancora Laurato, Carnevali, Ammassari, Ruggero Ammassari, ha già segnato in questa gara, la lascia lì con la suola Tiziano Carnevali che gli restituisce il favore, vince un rimpallo a Massari, provano a lottare in attacco quelli della Pisana, ora da fuori il numero 6. Ecco Cesaro, pensa per un attimo al tiro, il miglior marcatore della Serie A2 di 2 anni fa, Ruggero Ammassari, ha serragliato dietro l'Atletico Fiumicino che infatti va a murare con deviazione questa conclusione con Alongi, calcio d'angolo Pisana. 11 e 10 secondi nel corso del secondo tempo, è 5-2 per l'Atletico Fiumicino. Pisana che batte corto questo corner, rischia un clamoroso autogol a centro area, un giocatore dei difensori in grigio. Scibilia, tornato addirittura da 3 uomini, riesce a trovare il pertugio per servire un compagno, era Laurato, poi continua a lottare, bene Scibilia, Laurato, rimane in zona Carnevali, Laurato pensa al tiro, non gli lasciano davvero nemmeno un centimetro, poi prova a prenderselo lo spazio Laurato, che lamenta un tentativo di sgambetto, l'arbitro non se ne vede, allora Bianchini, diagonale, dall'altra parte il Fiumicino, tutta aperta la difesa della Pisana, quindi l'assist, Bianchini dal fondo De Bernardo, ancora a 2 mani, Ammassari, è inseguito da Longi, gli mette le mani addosso a Longi, c'è fallo, vediamo, si avvicina l'arbitro,
vorrebbe dare il 5 a Longi, batte velocemente la Pisana, non c'è stato cartellino, quindi potevano farlo i neri con Laurato, con 2 pugni egizi, poi Scibilia e poi egizi, sul folle tentativo in scivolata di Fognani. Scibilia, palla incollata per lui, si sta spazientendo però il numero 9, a cui manca assistenza di uomini vicini in appoggio. Anche se qui si è spazientito per un altro motivo, erano stati numerosi i calcetti subiti nel tentativo di marcatura di Mosciatti, che l'ha mandato a quel paese e battuta velocemente la punizione. Gizzi va giù in un fazzoletto qui. Vuole tenere alta la tensione della sua difesa, furbescamente aveva battuto velocemente il tiro di punizione alla Pisana da posizione angolata, aveva servito dentro un suo avanti, in scivolata non è stato in grado di colpire la sfera con abbastanza potenza per sopravanzare il muro Alfredo Egizi. 15 Fiumicino, dalla sinistra Peri, evidentemente gasato dalle 2 conclusioni dalla distanza. Fa un discreto freddo qui al Ciriaci, lo vincete anche dagli sbuffi dei giocatori, qui Carnevali. Adriano. Ali, dai un po' Adriano. No, già, dai pure. Vai Adriano. Fungiamo da veloce assist ghiaccio, perché c'è un giocatore dell'Atletico Pisano alle nostre spalle che si è fatto purtroppo male nella sfida molto importante contro la San Giovannella. Qui il lungolinea, il destro improvviso da parte di Bianchini, ancora De Bernardo. De Bernardo ha registrato totalmente il suo posizionamento dopo qualche piccolo problema, qualche scossa d'assestamento nei primi minuti. Questo non sta evitando la sconfitta alla Pisana, e attenzione al calcio d'angolo, nessuno sul primo palo, De Bernardo alza il piede, è 6-2, ha segnato ancora Stefano Mosciatti, un abitué dei gol da corner. Mosciatti non è il primo che va a segnare, mentre esce dal campo Bianchini, gran prestazione la sua, entra Marco Maramao in una partita che dal punto di vista del punteggio crediamo comunque ad una decina di minuti dal termine non abbia assolutamente più nulla da dire. Sono 4 i gol di distacco, non che la Pisana non abbia le individualità per riuscire a segnare un poker in 10 minuti all'Atletico Fiumicino, ma l'inerzia della gara, i valori visti per ora in campo, lo scollamento generale davanti, le poche opportunità a Scibilia, nel frattempo Laurato alto sulla traversa. Non tanto le poche opportunità, perché la Pisana ne ha create, ma manca quell'amalgama offensiva che permetteva, fino davvero a un paio di settimane fa, a grandi giocatori di integrarsi come fossero un solo uomo. Ammassari, Servito, ci prova comunque. Ha ancora strozzato il suo tentativo tra le braccia di Egizi, poi Mosciatti con lo stop col petto fa fuori un avversario e prova col sinistro. L'arbitro indica il calcio d'angolo, questa l'ha parata De Bernardo. Lunga e larga la Pisana, qui calcio d'angolo battuto, Laurato, in verticale Laurato, Scibilia. L'Atletico Fiumicino ha già fatto in tempo a retrocedere verso l'area di rigore, si erano riposizionati bene quelli di Ancelloni e qui Laurato è andato a sbattere contro il muro dei grigi. Scibilia, Carnevali, occhio a Carnevali, l'appoggio lungo, Laurato ancora, Carnevali in area e il gol delle 3-6, vuole crederci ancora la Pisana calcio a 8. Seconda gara quindi over 8,5 per la Pisana dopo la scorsa giocata contro il Testaccio. Atletico Fiumicino che sta vincendo 6-3 dopo che l'ultima l'aveva persa per 5-3 in casa contro Gem. Prossima partita, come lo ricordiamo ancora una volta, si giocherà il prossimo lunedì in quel dello Sport City alle ore 21:30 e vedrà fronteggiarsi
alla ricerca di un senso al sesto posto, l'ultimo che potrà garantire, qualora non ci fossero i 10 punti o più di distacco verso la terza, la qualificazione alle fasi finali dei playoff. L'Atletico Fiumicino ospiterà la Roma calcio a 8, qui si presenta ancora al lato sinistro, crossa direttamente in fallo laterale. Una Pisana del genere deve assolutamente registrarsi, deve ritrovare tutti gli uomini, deve ritrovare lo spirito antico, perché nella prossima c'è da affrontare una bestia fanelica come il Cotton Club. Prima di questa giornata 10 vittorie consecutive per quelli allenati quest'anno da Piccheri e Giuseppucci, che si sono ripresi la vetta della classifica. Sono di vittorie, alcune roboanti, si sono alternati 4-0, 6-0, punteggi di altre gare 10-0 col Football Roma Nord. E proprio mentre il Cotton Club riprendeva mano a mano i suoi stimmati di dominazione, la Pisana calcio a 8 perdeva quota, perdeva forse anche in maniera curiosa motivazioni. Fino alla gara di oggi Laurato ci prova, Laurato sul fondo, l'arbitro indica rimessa dal fondo, questa non l'ha toccata Alfredo Egizi, comunque autore anche oggi di una gran prova, ha subito sì 3 gol, ma è praticamente incolpevole sulle marcature della Pisana. A Massari ha subito fallo Maramao. Sì, prosegue nel giocare anche alle nostre spalle. San Giovannello e Atletico Pisana, crediamo l'Atletico Pisana avanti, anche perché abbiamo sentito più volte esultare la panchina magistralmente guidata da Gianfranco Crociani rispetto a quella altrettanto magistralmente guidata dal signor Bruno Savera, vecchia conoscenza in Serie A proprio con la San Giovannella, gruppo che è andato ricostituendosi qui al Ciriaci. Scibilia tiro con tocco, calcio d'angolo. Fallo laterale. La vuole far scorrere Scibilia, nulla da fare. Immediato il lancio in contropiede. Occhio a Maramao. Ci ha provato appena entrato, la palla sibila fuori. L'andatura di noccolata di Marco Maramao, forse non al top, ma oggi degnissimamente sostituito da Lorenzo Bianchini. Ha tentato il colpo che avrebbe allungato il suo vantaggio in classifica cannonieri. Sono 26 le reti segnate dal primo bomber della Lega, Cesaro. Lui che puntava, o comunque continua a puntare, a quello scettro da Massari. Pallone con grande stop di Laurato, tiro deviato, palla in calcio d'angolo naturalmente. La smorfia di Laurato, la sua gestualità verso il cielo, sembrava volersi quasi arrendere all'epilogo qui. Altro palo esterno, stavolta della Pisana, l'ha colpito Scibilia. Egizio ha rinviato, a Massari ha planato sopra la testa di Mosciatti. Sì, ve lo confermiamo, ha segnato ancora una volta l'Atletico Pisana alle nostre spalle. Carnevali, se ne va Carnevali, altra finta, Carnevali col destro, l'orgoglio di Carnevali, l'ultimo ad ammainare la bandiera della Pisana. 4-6. Di minuti al termine ne mancano 4 più eventuale recupero. È una gara che sembrava chiusa a doppia mandata per l'Atletico Fiumicino. È stata riaperta da una Pisana che in maniera sorniona ed estemporanea è andata a trovare con Tiziano Carnevali 2 segnature simboliche forse, ma che danno idea di quanto tengano coloro i quali sono accorsi al campo alla causa della Pisana. Maramao fa correre bene Alongi sulla sinistra. Alongi prova ad andarsene, è solo rimessa dal fondo e ora attaccheranno verosimilmente a testa bassa, anche se l'hanno fatto per tutta la gara quelli in maglia nera, che hanno tutti attaccanti in campo dall'inizio, e ora proveranno a farli fruttare. Laurato rientra sul destro, tutto il Fiumicino è ben disposto, allora si deve andare da Cesaro, ancora Carnevali, dentro Laurato, non salta l'uomo, è molto molto bravo ed esperto poi Peri a portarsela lontano e a dare ad Egizi.
che può prendersi qualche secondo in più per il rinvio, poi effettuarlo verso Maramao, palla che spiove da De Bernardo. De Bernardo torna da Massari. Ultimo uomo a Massari, praticamente insieme a Carnevali, salgono in simultanea, vanno da Scibilia, cerca un acuto, Scibilia va dentro, ancora da Carnevali, smorzato il tiro tra le braccia di Egizi, che ora ruba naturalmente qualche secondo, fa posizionare i compagni, prova a rinviare da Stefano Mosciatti, è fortunato qui nel rimpallo, poi si invola su a Massari, gli prende il tempo e si prende anche il calcio di punizione. Gran parata di Michelangelo Para, nel frattempo il campo alle nostre spalle su incursione di Federico Mari. Due in barriera. Mosciatti ha provato a burlarla andando di mezzo esterno, ha sbagliato però. Quindi pace. In verticale il movimento di Scibilia, forse spinto. Egizi. Lunghissimo rinvio di Egizi. Sul petto di Pace. Corre lì vicino ma a vuoto Marco Maramao. Carnevali incespica. Allora Maramao domestica l'Atletico Fiumicino, uno degli ultimi possessi prima del recupero. Mosciatti la perde malamente stavolta. Poi è bravo Fognani a restituirgliela nel recupero. Ragiona Alongi. Va da Peri, uno dei migliori in campo Peri, col destro, non è il suo piede, riesce comunque a premiare a largo un compagno, è buono l'assist per Mosciatti ma De Bernardo lo ipnotizza, che parata del guanto d'oro. Scibilia, Laurato, toccato Laurato, non vuole andare a terra per non perdere tempo Laurato, la Pisana ormai tutta all'attacco, tutta in avanti, totale proiezione offensiva. Qui Carnevali subisce uno sgambetto, si ferma ma non è fallo. L'Atletico Fiumicino in contropiede, Alongi rientra, ma lo fa anche a Massari. Hanno iniziato a correre troppo tardi. È giallo per Viscomi, forse proteste. Arriva da dietro Fognani a battere la rimessa per rubare qualche secondo sul cronometro del direttore di gara. È finita nel frattempo alle nostre spalle San Giovannella contro Atletico Pisana. Fognani pronto alla rimessa, lunga sul petto di un compagno e Alongi, poi dentro si era girato Maramao, largo rispetto alla porta di De Bernardo che rinvia. 2 minuti di recupero, 2 gol da recuperare per la Pisana, serve un miracolo, prova a portarlo Carnevali andando da Massari, dentro per Scibilia, l'assist in orizzontale, ancora a Massari, va da Cesaro, ha spazio per il destro ma colpisce in pieno Peri, colpito alla schiena Peri, l'arbitro controlla se Peri si sia ripreso e fa poi riprendere a Massari, servito da Cesaro, palleggio e sinistro di Ammassari, super gol, 5-6 ad una manciata di secondi dal termine. Davvero la sagra del super gol qui al Ciriaci. Ne ha messo a segno uno straordinario Mosciatti, adesso a Massari ad eguagliarlo in coordinazione e bellezza. Vediamo quanti secondi mancheranno al termine della partita. Pisana che prova a pressare questo possesso dell'Atletico Fiumicino che deve tenere in ogni modo. Va qua poi lungo, ma la palla la perde. Allora occhio a Carnevali, è pressato Carnevali da 2 uomini, deve girarsi. Carnevali riesce ad andare dal numero 11 Laurato, non torna Maramao, si arrabbia tantissimo Ancelloni. Scibilia cambia fronte di gioco su Carnevali, vede la chance addirittura per un clamoroso pareggio la Pisana. Carnevali è pressato, sarà fallo laterale per i padroni di casa, pochissimi secondi al termine, forse ultimazione. Carnevali batte la rimessa in area di rigore, c'è una mischia, la risolve l'Atletico Fiumicino, rilanciando verso De Bernardo che aveva abbandonato i pali, la prende con i piedi, rilancia lungo, De Bernardo, provano a svettare,
Ma c'è l'intervento risolutivo di Viscomi, che è l'ultimo del match. Vede l'inferno l'Atletico Fiumicino, ma alla fine con un merito espugna il Ciriaci. La Pisana cade ancora, è 5-6 per i ragazzi di Mastro Pietro, sospinti da un'altra prova maiuscola di Stefano Mosciatti.